Amici di Bella Sicilia, sono passate già 3 ore da quando abbiamo messo sopra le quadare con le nuove cose. Possiamo già vedere che iniziano già a sciogliersi i legumi più piccoli, più teneri, anche tutte le verdure, le patate, che stanno iniziando a dare la consistenza tipica della zuppa. Potete già notare la quantità di zuppa che stiamo preparando, sono già 5 pentoloni che noi appunto qua chiamiamo quadare, sono dei pentoloni in rame, rivestiti di stagno all'interno. Abbiamo fatto 4 pentoloni con la carne, come si usa fare, mentre l'ultima l'abbiamo lasciata senza carne per la versione vegana. Fave, ceci, piselli, lenticchie, faggiola, piselli, ceci piselli sia verdi che secchi, e poi tutte le verdure di stagione che comunque sono in questo periodo, quindi patate, comunque cipolle, pomodoro, un po' di tutto, insomma. Siamo pronti per la degustazione delle nuove cose. Questo qua è un piatto povero ma molto ricco, prodotti del nostro territorio. E degustatele perché è davvero nutriente. Io veramente aspetto ogni anno, salgo ogni anno per mangiare le nuove cose. È una bella serata per la comunità gangitana, giustamente è un grande successo. Questo piatto, come dicevo, è una mistura di legumi mischiato con della carne, che anticamente solo alcuni mettevano la carne perché non tutti potevano permettersela. Amici di Bella Sicilia, è tutto pronto, siamo già pronti per degustare le nostre nuove cose. Speciale! Buonissimo! Buona! Bellissima serata! Vedremo di nuovo il gruppo folk che allieterà la serata. Siamo il gruppo Folk Engium. Ed una musica contagiosa. Come avete visto usiamo solo materiali bio. Un altro aspetto importante è la sostenibilità, visto che infatti negli ultimi anni puntiamo molto ad utilizzare comunque materiale bio, riciclato, senza appunto inquinare, cercando di utilizzare questo packaging in materiale, in cartone, insomma, che non inquina, il tutto per rispettare l'ambiente. Le nuove cose vengono fatte solo una volta l'anno, è un piatto proprio specifico, viene fatto nel periodo della sagra. Dicono che si aspetta un anno per questo piatto, è vero? Sì. E la lunga fila, tutti pronti per gustare uno dei piatti della tradizione più amati. Un ottimo piatto. È ottimissimo. Degustatele perché è davvero nutriente. È buonissimo. Poi io sono una nutrizionista, quindi per me è perfetto. Un piatto ricco di fibre. E intanto è completo perché contiene tutto, proteine, carboidrati, grassi dall'olio, le fibre, quindi in generale i legumi sono un alimento perfetto perché è un piatto di pasta e legumi, un piatto di legumi e cereali dà tutto quello di cui abbiamo bisogno, quindi le nuove cose sono un piatto perfetto. Siamo innamorati della tradizione e soprattutto del nostro paese. Ma torniamo al piatto che è proprio... eccellente, cotto alla perfezione. Lo consiglio. E la grande serata a Gangi continua. È una serata caratteristica. Una bella serata. Ci vediamo un movimento, vediamo tanta gente, vediamo il balletto.
E tra sapori, balli, divertimento e sorrisi, la serata a Gangi continua. Polonia, Cracovia è bella, Gangi è bella. Molto bella, soprattutto per l'aria che è così fresca. Ora ci riscaldiamo con questi legumi. Questo piatto formato da appunto legumi, fave, ceci, lenticchie, fagioli, cicerchie, piselli verdi e piselli secchi, più cipolle, patate, pomodoro, e anche abbiamo la possibilità di assaggiare anche la carne all'interno di questo piatto, con l'esclusiva anche di una pentola con la possibilità vegana, quindi senza la carne. Auguriamo a tutte le persone che verranno questa sera Sicuramente di assaggiare questo piatto e di seguirci nei canali social nel fine settimana per la 61esima Sera della Spiga. Un piatto molto antico, ha già 61 anni che fanno questi legumi, questi piatti. Sono ceci, l'ha detto, lenticchie, i prodotti del nostro territorio, del nostro paese, diciamo, che è un piatto ricco di fibre. Ce n'è per tutti, in gran quantità, vi aspettiamo stasera qua. Vi aspettiamo per questa serata che non potete perdere, è una specialità del nostro paese, quindi affrettatevi a salire presso il Viale delle Rimembranze per assaggiare questa specialità che nel nostro comune si usava negli anni passati. Degustatela perché è davvero nutriente. Buonasera a tutti, ci troviamo al Viale delle Rimembranze. Oggi stiamo facendo le 9 cose, un piatto tipico della nostra tradizione. Grazie a tutti i nostri giovani, i nostri ragazzi, continuiamo a portare avanti questa tradizione. Come sta andando questa serata? Tutto a posto, alla grande. Bene, ci sono un sacco di persone e le 9 cose si stanno vendendo tranquillamente. Abbastanza bene, la gente quando si parla delle 9 cose non manca mai, perché comunque è il piatto tipico di questo periodo, di queste sere, quindi non manca mai, è un cibo che a cui la gente non rinuncia mai ogni sagra. È tanto sentita e ce ne stanno dando testimonianza tutte queste persone che stanno accorrendo qui ad acquistare i biglietti per le 9 cose. Per noi è un evento tanto atteso, è un evento che ci rimanda a quelle che sono le nostre tradizioni, le nostre origini. Ed è qualcosa di bello vedere soprattutto tutta questa gente che partecipa e tiene viva questa tradizione. Un momento speciale tutti insieme, con i parenti, gli amici, in folk, cantando, con un bicchiere di vino, ballando e degustando i nostri prodotti tipici prettamente gangitani, che è importante. Antonio. Molto buono, i sapori della terra. E noi ringraziamo tutti gli amici di Bella Sicilia per essere rimasti in nostra compagnia fino alla fine del video. La grande serata continua qui a Gangi e noi continueremo a regalarvi emozioni attraverso i nostri contenuti, quindi continuate a seguirci sulla pagina Facebook di Bella Sicilia. Caro saluto! Se vi perdete questa edizione vi aspettiamo il prossimo anno con la 62esima Sagra della Spiga.